Quarta giornata di campionato, il Real Bardolino di Marina Pellizzer ospita lo Schio di Giorgio Sartori. Rientra tra i pali nella formazione veronese il portiere Sartori dopo la squalifica. Quarto turno che vedrà un punteggio clamoroso in favore delle ragazze in maglia nerazzurra. Partita senza storia, si comincia subito con Mascanzoni che tenta questo jolly dalla distanza. Saccardo fa buona guardia. Insiste il Real Bardolino ancora con Mascanzoni, la palla molto bella, occhio adesso all'azione di Divina, c'è l'uscita del portiere Saccardo, ancora Divina, fa il più difficile ma poi all'apparenza sbaglia la cosa più semplice, cioè il tap-in a porta in pratica sguarnita. Real Bardolino che però non si piange addosso ed insiste con questa azione di Dallery che cerca il jolly dalla distanza, attraversa clamorosa, Saccardo non poteva fare assolutamente nulla, lo Schio in qualche modo si salva. Tutto questo quando arriviamo al 12° e c'è finalmente il vantaggio meritatissimo con Mascanzoni, grande inserimento centrale del numero 10 del Real Bardolino, balletto sulla linea di fondo e vantaggio, ripeto ancora, strameritato. Mascanzoni insiste sugli ali dell'entusiasmo, Divina il tocco dentro, Saccardo stavolta si accartoccia e riesce a bloccare. Pomeriggio davvero da incubo per il portiere dello Schio che deve ancora far fronte all'iniziativa di Divina, stavolta l'uscita è vana, Divina mette dentro con un tocco morbidissimo il raddoppio al 31°. Parte finale del primo tempo che vede un Real Bardolino scatenato, ancora Divina, guardate che cosa riesce a fare l'attaccante indiana del Real Bardolino, pallonetto straordinario, qui immobile Saccardo, non poteva nulla, tutto in 2 minuti, 44° il 3-0 e al 45° questa iniziativa di Mascanzoni che taglia dentro, riesce a superare con irrisoria facilità Biondi e appoggia di piatto destro, 4-0 quindi a fine primo tempo, partita già in cassaforte per le ragazze di Marina Pellizzer che comunque non paghe del quadruplo vantaggio, insistono, qui c'è un gol straordinario della bolzanina Ecker, anche qui Saccardo immobile. Ripeto ancora, pomeriggio veramente clamorosamente difficile per il portiere vicentino, qui Rizzi scambia molto bene con Mascanzoni, Dallery sul fondo va a puntare l'uomo, il cross molto bello, Divina ci arriva di piatto destro al volo ma non riesce a indirizzare verso la porta. Continua il Bardolino a caccia della chiusura del set, qui il bel dialogo dentro, Dallery è solissima e non può assolutamente fallire questa specie di rigore in movimento. Primo set quindi al Real Bardolino, siamo sul 6-0. Dallery che comunque vuole non solo segnare ma anche far segnare, c'è questo tiro respinto da Saccardo e Rizzi prontissima per il tap-in e il gol del 7-0. Non è ancora finita, arriviamo nella parte finale di gara, siamo al 40° e Dallery si gira molto bene, vede Saccardo fuori dai pali, la beffa con un tocco delicatissimo, 8-0. Ragazze dello Schio giustamente con il morale sotto i tacchi, cercano comunque una reazione ma non è ancora finita. Il Real Bardolino imperversa dal primo all'ultimo minuto, ancora Dallery che cerca il movimento sulla lunetta dell'area di rigore, poi spara un tiro deviato all'ultimo dal difensore Biondi. E qui c'è l'episodio che dà, se non altro, la magra consolazione del gol della bandiera. C'è questo lavoro in area di rigore di Sambugaro che viene atterrato da Boccagni e c'è il calcio di rigore proprio allo scadere, esattamente al 44°. Calciato comunque bene dal numero 10 Fortuna, si protende invano qui Sartori ma vittoria più larga non si può, ritorna alla vittoria il Real Bardolino con un 8-1 sonorissimo sulle ragazze dello Schio. Adesso l'intervista all'allenatrice Marina Pellizzer. Pellizzer, un 8-1 che lascia ben sperare o un 8-1 sopraggiunto magari per poca incisività anche dell'avversario? Beh, l'avversario sicuramente non ha attaccato a dovere la nostra difesa, però sicuramente i meriti è anche sono stati anche della nostra difesa che non ha lasciato passare niente, a parte probabilmente per un calo di tensione e il rigore dato qui alla fine. Poi come gioco sicuramente dalla domenica scorsa, dal secondo tempo, stiamo cominciando a migliorare. Come fraseggio stiamo migliorando, nel complesso sicuramente stiamo andando avanti, c'è solo da ben sperare visto che la squadra è nuova, dopo 2 mesi si comincia a vedere sempre qualcosa di più.
Ecco, abbiamo visto nel primo tempo una squadra un po', l'impressione dalle spalle un po' al trotto, diciamo. Nel secondo tempo invece una squadra che andava più di corsa. Probabilmente qualcosina è successo nello spogliatoio a metà del secondo tempo o magari si sono rese conto che potevano dare qualcosa in più. Sicuramente sono entrate anche forze nuove, probabilmente con più voglia anche di giocare, sicuramente merito di chi è entrato dopo e sicuramente di chi c'era già in campo e ha sopportato nel miglior dei modi anche le nuove leve, perché non ricordiamo che tipo l'Alessia è la prima volta che scende in campo ed è da iniziato 2 mesi fa, per cui sicuramente merito di tutti. Non penso sia successo niente tra il primo e il secondo tempo, è solo che probabilmente la squadra, anche fisicamente, noi usciamo molto meglio al secondo tempo.